Buonasera a tutti. Questa sera presentiamo il ciclo Bellum in Terris. È un ciclo che durerà per 4 anni, che accompagnerà a distanza di 100 anni lo sviluppo, chiamiamolo così, le vicende legate alla Grande Guerra. Si concluderà nel 2018, esattamente quando la guerra finì. Io non voglio dire cose non voglio entrare nel merito di questioni che saranno trattate in modo ben più autorevole dal professor Mario Isnenghi, né voglio ripetere cose che sono già state dette a proposito dell'immane massacro che contraddistinse e che direi accomunò tutta l'Europa, quasi tutta l'Europa. Però vorrei sottolineare l'interesse che da parte di tutti si sta manifestando nei confronti della Grande Guerra. È abbastanza inconsueto, devo dire, è abbastanza sorprendente, parlo da parte mia, se lo confrontiamo al poco che fu fatto per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Però non voglio sembrare offensivo nei confronti del professor Isnenghi, e qua vengo al punto, il quale esattamente in occasione del 150enario tenne un ciclo di conferenze molto simile a questo, anzi per certi versi noi stiamo ricalcando quella traccia, stiamo tornando su quel menabò che questa volta sarà articolato tra Ca' Foscari e lo IUAV. E l'Ateneo Veneto, un lapsus freudiano, lavorando io allo IUAV. Ecco, però, proprio a proposito di IUAV, l'idea di coinvolgere l'Ateneo e Ca' Foscari ci fece venire in mente, fu l'inizio per una collaborazione che abbiamo esteso anche allo IUAV. Oggi stesso, anche alla presenza del professor Isnenghi, abbiamo inaugurato una mostra di cui troverete menzione in uno dei dépliant, che si chiama Pietre ignee cadute dal cielo, citando una frase di D'Annunzio. Questa mostra si tiene all'archivio progetti dello IUAV, cioè dentro l'edificio del cotonificio. Se passate per il canale della Giudecca è il corpo basso, quello che ha le 2 ali di Massimo Scolari. Dentro lì abbiamo organizzato una mostra dedicata ai progetti, molti furono i progetti, molti i concorsi che dopo la Prima Guerra Mondiale fiorirono un po' in tutta Italia, ma naturalmente soprattutto qui, vicino ai teatri di guerra, in una serie di regioni che furono particolarmente investite dalla guerra, soprattutto dopo Caporetto, dopo la rotta del 1917. Io non presento il professor Isnenghi, non mi permetto, non c'è bisogno di presentarlo, è noto a tutti, è noto in particolare ai soci dell'Ateneo, lui stesso è socio onorario, la sua presenza è stata una presenza importante dentro lo IUAV. Iniziando questo ciclo, di cui non vi sto a tediare raccontandovi date e nomi, li troverete appunto nel dépliant, voglio innanzitutto ringraziare il professor Mario Isnenghi. Voglio anche dire che non si occupa soltanto di Grande Guerra, perché in questo momento c'è una sorta di identificazione, no? Recentemente ha pubblicato un libro con Feltrinelli, ritorni di, scusami non mi ricordo la seconda parola, ritorni di fiamma, certo, era facile, ma in questo momento non mi arriva troppo ossigeno al cervello, è stata una giornata difficile. Bene, quindi vi ringrazio per essere qua, ringrazio nuovamente il professor Mario Isnenghi e gli cedo la parola. Grazie. Grazie Presidente Zocconi. Ben ritrovati, immagino che non pochi di voi partecipassero anche al ciclo per i 150 anni che abbiamo tenuto nel 2011, metà qui all'Ateneo e metà a Santa Margherita, visto che anche lì c'era Ca' Foscari, c'era Ateneo Veneto e c'era l'Istituto per la Storia della Resistenza sia allora che oggi. Allora la formula è la stessa, la dico a quelli che non c'erano. Siete venuti, ma
non è una semplice conferenza che in mezz'ora, 3/4 d'ora è finita e ve ne andate tutti a casa dopo che si è fatto un modesto tentativo di farvi discutere. Non andava mica così, era una cosa molto, molto impegnativa e io vorrei rifare la stessa cosa, e cioè io parlo addirittura, pensate, per 1 ora e mezza. Oggi faccio grazia di 10 minuti, 1/4 d'ora perché c'è stata la presentazione, perché è la prima volta e così quelli che non lo sapevano possono eventualmente non ritornare all'inizio del 15. Ma insomma, io vi devo raccontare, l'altra volta era la storia d'Italia, ma adesso è la prima guerra mondiale per dritto e per traverso. Ci vuole tempo. E allora la formula è questa, che io parlo a lungo, nonostante questo non riesco assolutamente ad esaurire gli argomenti, e voi, ciascuno di voi, dice ma questo non ha parlato di questo, che invece è importantissimo. L'ultima mezz'ora serve a riempire i vuoti. L'altra volta funzionava. Io spero che funzioni anche questa volta. E cioè che davvero alcune persone abbiano voglia poi di ridarmi la parola a ragion veduta, cioè su quei grandi temi che io non sono riuscito a trattare in modo decente nell'ora e 1/4, 1 ora e mezza precedente. Questa è la formula. Vediamo se tutti insieme riusciamo a farla funzionare. Poi vi dirò quello strano titolo tra poco, però tanto per cambiare, io comincio da una citazione, da un autore a me carissimo della Grande Guerra, uno dei miei, diciamo, cavalli di battaglia, ho nominato Renato Serra. Dice, poteva essere un altro, invece è Renato Serra. Perché? Perché nel marzo del 1915, quando la guerra ancora non c'è per l'Italia, ma c'è per l'Europa, scrive un testo straordinario che si chiama Esame di coscienza di un letterato. Poche decine di pagine, pubblicate subito sulla Voce, appena in tempo prima che lui vada davvero in guerra e muoia tra i primi, come Scipio Slata e come qualche altro degli intellettuali dell'età della Voce o dell'età giolittiana, insomma dell'anteguerra. Ve lo leggo, capirete subito perché questo esordio. Siamo nel 1915, scrive nel marzo, pochi giorni prima di andare anche lui al fronte. Fra 1.000 milioni di vite c'era 1 minuto per noi e non l'avremo vissuto. Saremmo stati sull'orlo, sul margine estremo. Il vento ci investiva e ci sollevava i capelli sulla fronte. Nei piedi immobili tremava e saliva la vertigine dello slancio. E siamo rimasti fermi. Invecchieremo ricordandoci questo. Noi, quelli della mia generazione, che arriviamo adesso al limite, o l'abbiamo passato da poco, gente sciupata e superba. Chi dice che abbiamo spesa male la nostra vita, senza costruire e senza conquistare? Eravamo ricchi di tutto quello che abbiamo buttato. Non avevamo perduto neppure un attimo dei giorni che ci sono passati come l'acqua fra le dita, perché eravamo destinati a questo punto, in cui tutti i peccati e le debolezze e le inutilità potevano trovare il loro impiego. Questo è il nostro assoluto. È così semplice. Ma nel marzo del 1915 sembrava che l'Italia all'ultimo momento potesse tirarsi indietro e non entrare in guerra. E questo senso di privazione deriva da questo. Stava arrivando il nostro minuto, l'attimo supremo in cui ci saremmo lanciati. Ho voluto cominciare da questo perché non è questo l'aria che tira oggi in rapporto alla Prima Guerra Mondiale. Gli spiriti sono dominati dai valori della pace. I moventi e i fini di quella guerra di 100 anni fa appaiono a tutti o quasi tutti assolutamente remoti.
incomprensibili, persino indicibili. Non è il mio atteggiamento nell'andare in giro per l'Italia a raccontare la guerra, e l'idea è quella di parlarne insieme. Una volta nel 14, questa, 3 volte all'inizio del 15 e altre 3 così all'inizio di ogni anno anniversario. Arriveremo a 13, raccontando fino al 2018 l'anno corrispondente di 100 anni prima. Questa è la formula. Allora partiamo dal titolo e sottotitolo dell'intero ciclo 2014-2018. Bellum in terris, mandare, andare, essere in guerra. Lasciamo il sottotitolo per dopo. Diciamo qualcosa su questo bellum in terris. Lo sappiamo, le parole sono importanti e i titoli sono ancora più importanti. Quindi ci ho pensato bene, prima di proporre all'Ateneo, a Ca' Foscari e all'Iveser il titolo complessivo. Alla fine mi è venuto in mente questo, ma non per essere sacrilego rispetto alla famosa enciclica dedicata invece alla pace. Naturalmente non è questo l'atteggiamento. Certo, la pace in terris in sottofondo si sente come il contraltare rispetto a questo bellum in terris, è evidente, non si può negarlo, ma non con intenti dissacranti. Con questo intento invece che il bellum, cioè la guerra, è la realtà. La pace è il dover essere, è l'auspicio, è il sogno, è il desiderio, è il valore, tutto quello che vogliamo, certo, ma molto spesso non è l'essere. Allora, uno storico della guerra deve occuparsi certamente dell'essere, cioè della guerra. C'è stata. Ragioniamone. Il che non significa impedirsi di pensare anche ai dover essere. Dell'essere fa sempre parte anche il dover essere che si porta dentro, cioè gli ideali alternativi, la speranza che magari le guerre non si facciano più. Salvemini, e non solo lui, com'è che la propagandano per l'Italia? La guerra del 15-18 sarà l'ultima guerra, o addirittura la guerra per la pace, più sfrontati ancora. E perché potevano parlare così? Perché sapevano che c'erano attese in questo senso, la voglia di avere la pace, il ritorno alla pace almeno come orizzonte, mentre faticavano sanguinosamente a fare la guerra. Quindi questo è il titolo, Bellum in terris. La guerra di 100 anni fa, ma serpeggerà anche all'interno dei vari incontri anche un problema che serpeggia nel centenario, e cioè, ma ci devono proprio essere queste guerre? La storia è sempre andata avanti così, constatiamo. Dunque, cassare le guerre nel nome della pace è semplicistico. Naturalmente il dover essere ci può far pensare quello che pensava Salvemini, che quella che tocca ai nostri giorni possa essere l'ultima. Cominciamo magari volonterosamente a non chiamarla più guerra e chiamiamola missione di pace. Non è esattamente lo stesso atteggiamento del 1915-18, non sono guerre, sono un'altra cosa, sono missioni di pace. Titolo e sottotitolo di oggi, centenario della Grande Guerra naturalmente, politiche della memoria, educazione civica o storia? Punto interrogativo. Politica della memoria, educazione civica o storia? Beh, titolo e sottotitolo di oggi potrebbero indurvi in equivoco per quanto riguarda
le mie intenzioni. Cioè potrebbero farvi pensare che sia un titolo, una domanda retorica che contiene già la sua risposta e che la risposta sia politica e memoria, no. Educazione civica, nemmeno. Storia, invece, storia ha da essere. Non è così semplice, certo. Non possiamo trattare la storia, cioè in questo caso si tratta della storiografia, no? Di un approccio storico ai fatti realmente avvenuti, a quei sentimenti, a quelle idee, eccetera. Certo, io vorrei fare proprio questo, condurvi a rivivere per un pochino quello che vivevano loro, pensavano loro. Credo che questo sia l'atteggiamento dello storico, non semplicemente arrivare a negare quello che facevano e pensavano dicendo siete sbagliati, in realtà dovevate fare la pace. Molti loro lo sapevano già, però non sono riusciti. Allora cerchiamo di capire perché e per come, no? Però non è solo questo. Non è che io vi voglia dire con questo sottotitolo che le politiche della memoria oppure l'educazione civica siano il negativo, il male addirittura, rispetto a un bene che sarebbe la storiografia. Cosa intendo quando dico, è una frase fatta che forse merita una spiegazione, politiche della memoria. Ognuno di noi ricorda per conto suo, certo. A noi non capita di avere addirittura, tranne forse qualcheduno dei più anziani, da ricordare come memoria propria una guerra, certamente non la prima, casomai un'altra. Però non c'è soltanto la memoria del singolo. La memoria del singolo si forma, cresce, si trasforma dentro una memoria collettiva, dentro dei processi di carattere sociale e culturale che in parte si danno, ci sono, in parte vengono organizzati e promossi da chi? Dagli stati, dalle agenzie sociali più diverse, che stimolano una memoria piuttosto che un'altra. Poi entrerò nel merito di questo, per il momento volevo soltanto spiegare un po' di più questa formula che in storiografia usiamo molto, le politiche di memoria. Prima eravamo allo IUA a vedere una interessante mostra sui monumenti ai caduti. Beh, è evidente che quella è una forma di politica della memoria della Grande Guerra. È qualche cosa che parte subito nel 1920, 21, 22. Poi riprendo il discorso. Ecco, inutile dire che cosa intendo con la formula educazione civica, lo sappiamo, è una specie di submateria scolastica che ha avuto momenti migliori, credo, di quelli attuali. Generalmente l'educazione civica veniva interpretata come un libro in più in cui c'era la Costituzione repubblicana con un po' di commento e che veniva affidata di solito al docente di storia. Ecco, era un'applicazione ulteriore e più ravvicinata rispetto alla storia del Novecento. Ma dimentichiamoci di questa applicazione specifica. L'educazione civica è, tu hai in un dato spazio e tempo una tavola di valori, hai un linguaggio, un vocabolario, delle priorità, pensi che siano valori positivi, li promuovi. Ecco, gli anniversari sembrano fatti apposta per promuovere valori, specie se sono anniversari di avvenimenti e non di singoli personaggi. Complicato gestire un anniversario. L'altra volta, nel 2011, avevamo da gestire l'anniversario della formazione dello Stato unitario. Va bene, c'erano i detrattori, saltavano fuori i neoborbonici, c'erano i municipalisti, c'erano i clerici intransigenti che saltavano fuori, gli anti-unitari non mancavano nel 2011, però insomma c'era un riferimento complessivo, forse più accettabile, dopo tutto, di una guerra. Qui in questo caso invece abbiamo da gestire una guerra, con tutti i rifiuti e le obiezioni etiche che sorgono spontanee dentro di noi, pensando quanti sono stati i milioni di morti, di mutilati, di ciechi, di rovinati per la vita, e le vedove e gli orfani. Sono le grandi tematiche che vanno per la maggiore negli ultimi 20 o 30 anni.
Sembra impossibile quasi più lavorare per lo storico, e a maggior ragione per chi storico non è di professione, sui loro valori, sulle loro cause, sui loro fini. Allora si trovano questi terreni più accettabili che sono gli itinerari ai luoghi della memoria. Ecco, questa è una cosa che va molto per la maggiore, itinerari ai luoghi, piace molto anche alle Proloco, agli assessorati, e allora si fanno gli itinerari ai luoghi. Oppure questa cosa qui, la privazione. Il caduto è colui che è stato tolto a qualcuno, a sua madre, a sua moglie. Tra l'altro qui la tematica della privazione, dell'essere orfane, dell'essere vedovi, dell'essere privati di, incontra la storia delle donne. Le donne rimaste a casa, private dei loro uomini che sono andati. Anche questo è stato un incentivo nel senso di questo tipo di approccio. Caduti appunto i moventi e i fini di allora, quindi caduta o resa più difficile la storia politica della Prima Guerra Mondiale, ci si può rifugiare o nella storia ai luoghi della memoria o nella storia dei sentimenti, delle emozioni, delle donne, che possono essere le donne rimaste a casa, possono essere le operaie, le tranviere, le postine, il lavoro femminile, tutte cose vere, realmente connesse alla Prima Guerra Mondiale. Quindi storia sociale interessantissima, ma vedete che ogni volta è sempre qualcosa di importantissimo, che però non è più il centro del fenomeno guerra, perché il centro ci sfugge perché non abbiamo voglia di occuparci, perché ci continua a sembrarci, e sempre più ci appare incredibile che si sia voluto fare la guerra. Non che tutti l'abbiano voluta, ma molti l'hanno voluta, ne parleremo naturalmente, e molti l'hanno non voluta, e naturalmente anche questi fanno parte della storia della guerra. Ecco, io credo, la mia intenzione perlomeno è questa, il sottotitolo vuole dirvi questo: politiche della memoria, educazione civica, storia. Il punto interrogativo lo togliamo subito e la risposta è tutte e tre. Tutte e tre. Anche le politiche della memoria, che sono state diverse naturalmente nel corso del tempo, perché studiare, parlare, discutere come possiamo fare noi qui in questi incontri un avvenimento di 100 anni fa, che è una guerra, questa grandiosa occasione di vita collettiva, non può portarci, non si esaurisce nello studiare il 14-18. E dopo? Una guerra è un racconto della guerra. Tu hai appena finito di vivere l'avvenimento e l'avvenimento bisogna metterlo in forma. Ogni ex combattente dentro di sé, ma con i suoi familiari, con i suoi vicini di casa, che cosa racconterà? Non tutti raccontano, sappiamo bene che molti reduci non hanno voglia di raccontare. E vabbè, ma dei meccanismi della memoria si sa bene che fanno sempre parte i meccanismi dell'oblio. E la risultante è il racconto, che è sempre fatto di memorie, plurale, e di oblio. E dopo intervengono su questi meccanismi memoriali dei singoli, che però sono milioni. In Italia erano 6 milioni mobilitati, pensate, 6 milioni vuol dire che in ogni casa praticamente c'era un reduce. E accanto al reduce c'era una moglie, c'erano i figli e poi ci saranno i nipoti. Quali e quanti c'era una volta nasceranno spontaneamente in milioni di case. Racconti familiari, che naturalmente non possono non intrecciarsi ai grandi racconti collettivi, che sono quelli affidati ai monumenti ai caduti, alle epigrafi. Pensate qui a Venezia, per esempio, se girate davanti a ogni chiesa parrocchiale, vedete le file dei caduti della parrocchia. Se andate in giro per l'Italia non trovate mica qualcosa di simile dappertutto. Allora vuol dire che nell'economia mentale della nostra città
i rapporti tra Stato e Chiesa nel primo dopoguerra, questo hanno consentito e suggerito una internità dei caduti a quella che era stata la loro parrocchia. Ma se pensate che fino a pochissimi anni prima Stato e Chiesa in Italia avevano litigato come cane e gatto, la guerra era stato proprio uno dei modi per riscoprirsi vicendevolmente utili, se non addirittura necessari. E questo poteva spingersi, fa parte appunto del racconto, fino a integrare patriotticamente, ma anche dal punto di vista ecclesiastico, religiosamente, i morti a livello di parrocchia in ogni chiesa parrocchiale. Ripeto, non è una cosa che avvenga dappertutto, perché oltre ai racconti nazionali ci sono naturalmente i racconti locali. Ogni comune ha le sue geometrie variabili della memoria, perché i colori politici e amministrativi di ogni comune, di ogni territorio, sono naturalmente diversi nel primo dopoguerra, periodo contrastatissimo. Ho cominciato già a dire di questo, mentre volevo prima passare da un passaggio. Ho letto sui giornali veneti di ieri che hanno reinaugurato il restaurato museo della Grande Guerra a Vittorio Veneto. Posizione strategica, naturalmente, essendo a Vittorio Veneto, non l'ho ancora visitato, ho soltanto letto qualche cronaca. Mi ha colpito una frase che ho trovato in uno dei quotidiani, che sarebbe stata usata, così ci racconta il giornalista, da uno dei dirigenti. Dice: siamo in un museo, dunque privilegiamo il raccontare sullo spiegare. Non so se il giornalista ha capito bene, non era presente al discorso, non voglio insistere, voglio solo far mia questa frase eventuale perché mi torna utile adesso. Raccontare e non spiegare? Di nuovo, e perché devo rinunciare a le due cose? Non intendo rinunciare, se posso, a spiegare quanto riesco e quanto può essere opportuno, non siamo mica a scuola. Queste non sono lezioni, sono libere discussioni che vanno avanti finché ce ne avete voglia, sostanzialmente. Quindi è chiaro che è una questione di giusti equilibri, però io non rinunzio all'idea che i fenomeni storici si possano spiegare. Credo che compito dello storico sia per l'appunto spiegare. Secondo me nel non voler spiegare c'è un atteggiamento dimissionario. Adesso scordiamoci il riferimento al museo da cui sono partito. Credo che sia abbastanza diffuso questo atteggiamento. Noi raccontiamo, non spieghiamo. Se ci riusciamo, vediamo invece di spiegare, cioè vediamo di argomentare, di capire come sono andate le cose. Ma rinunciare in partenza a voler capire, che vuol dire? Vuol dire, certo, è una posizione diffusa, che non c'è più nessuna possibilità di riconoscere una qualche razionalità storica negli avvenimenti, perché il mondo non è che follia, imperscrutabile e indicibile, l'Apocalissi. Quante volte abbiamo sentito e quante volte ancora sentiremo in questo anniversario parlare della Grande Guerra come Apocalissi. Va bene, sì, d'accordo, ma purché non sia l'alibi per non preoccuparsi più dei perché e per come. Io credo che invece ci dobbiamo preoccupare di come milioni e milioni di uomini e di donne si siano trovati sul filo dei giorni o delle settimane in guerra, e molti con piena concordia e elettrizzata immedesimazione in quella guerra, come a noi pare stranissimo, capito? D'accordo? Di qui la nostra difficoltà di rimetterci provvisoriamente nella lunghezza d'onda. Spiegare. Io credo che dobbiamo spiegare. Il che non significa che non dobbiamo raccontare, anzi, per carità, io so bene, e lo accennavo già prima, che un grande avvenimento comincia subito a diventare il racconto. Quindi noi qui cosa faremo? Faremo il racconto della guerra o il racconto del racconto?
tutte e due se ci riesco. Il racconto del racconto, certo che sì. Racconto della Prima Guerra Mondiale che è stato diverso in Italia dal racconto che si faceva intanto in Francia o in Gran Bretagna, e pensate un po' come doveva essere per forza di cose il racconto diverso nell'impero asburgico che non c'era più e che era diventata la piccola Austria. Ho pensato un po' il racconto dei tedeschi che non ammettono di essere stati battuti i tedeschi, ma no, non è possibile. Non certo sul piano militare, persino gli austriaci pretendono questo, a Vittorio Veneto c'è mai stato, quelle solite cose, quegli atteggiamenti consolatori quando si è perduto. E il racconto poi in Russia, Unione Sovietica, il racconto della Prima Guerra Mondiale. Pensate quanti racconti ci possono essere. Io non posso certo pretendere di diventare narratore di tutti questi racconti. L'idea sarebbe di stare il più possibile dentro alla storia della guerra in Italia. Ne abbiamo abbastanza, detto che naturalmente si tratta di un pezzo di una guerra europea che prende luce e prende ombra dalla guerra europea, che utilizza quel treno della storia, quella grande occasione che si è prodotto in Europa e in cui l'Italia, quella che prevale, quella interventista, decide di entrare. Questo titolo, questo triplice titolo, politica della memoria, educazione civica o storia, che ormai è diventato, l'avete capito, e storia e non o storia, non è nato dal nulla, non è così un'invenzione verbale per cercare di essere accattivante e vendere bene la merce. L'anniversario per l'Italia non sarebbe ancora cominciato, ma siccome abbiamo tutti giustamente deciso che bisognava parlare in chiave europea, l'anniversario è cominciato perché è cominciata la guerra d'Europa e quindi io sono andato già molto in giro. D'altra parte tutti sapete che i giornali ne sono pieni, le TV, le radio, c'è grande guerra dappertutto e per tutti. Quindi ho annusato l'aria che tira e tutti volendo abbiamo potuto farlo. Quindi questo sottotitolo dell'incontro di oggi non nasce dal nulla, ma nasce da come sta andando in questi primi mesi. Vedo molte politiche della memoria, vedo il tentativo diffuso di fare educazione civica e in molti, secondo me, la convinzione che questa solo si possa fare e che questa non possa non essere educazione civica alla pace, ai valori della pace. Vedo molto raramente invece storia, cioè la fiducia che ci si possa mettere ancora nell'atteggiamento di chi vuole capire com'è andata. Questo è il mio atteggiamento prevalente. Ripeto però che non voglio con ciò dimenticarmi delle politiche della memoria e dell'educazione civica, ma vorrei, se ci riesco, storicizzare anch'esse. Perché le stagioni della memoria e dell'oblio, e naturalmente le stagioni della storiografia, sono state profondamente diverse nel corso di questi 100 anni. E io credo che il racconto del racconto, specialmente in questo preludio che è oggi, faccia parte del gioco. Il racconto del racconto. Adesso quindi vorrei parlarvi proprio di questo, andare un pochino indietro nel tempo e parlarvi di questo intreccio delle tre cose, le politiche della memoria, l'educazione civica e la storia, intrecci intricati, ma che si possono, secondo me, districare se cerchiamo di storicizzarli, cioè di individuare una periodizzazione e dire all'incirca in questo periodo questo intreccio ha funzionato così, poi il periodo è cambiato, ha funzionato diversamente fino a tornare a noi. Questo è quello che adesso vorrei svolgere nei prossimi minuti del nostro incontro, entrando nel merito, nello specifico, diciamo, di oggi. Perché è certamente un intreccio complicato, ma non mi pare inestricabile. Il problema è riuscire ad essere sufficientemente chiari in un'occasione come questa. Vediamo.
Un breve excursus storico dunque su questi intrecci, triplici intrecci. Spiegare e raccontare. Primo dopoguerra, Italia fascista, ma c'è sullo sfondo l'Italia fuoriuscita e antifascista, e terremo conto anche di questo, del racconto della guerra che nasce tra gli antifascisti, quei pochi che c'erano, ma c'erano. Poi l'Italia post-fascista, e fa 3, fino ad arrivare all'oggi. Sono 4 grandi stagioni, è chiaro che all'interno delle 4 grandi stagioni ci sono poi rivoli diversificati, atteggiamenti plurimi. Allora, partiamo dal primo dopoguerra, quando la guerra è appena finita e comincia il racconto, il grande racconto dell'esserci stati. Io c'era, dicevano i romantici. Io c'ero, si accontentano di dire nel Novecento, ma insomma il meccanismo comincia subito ad avere un carattere affabulatorio. Cioè, in ogni casa nasce una favola. Non tutti i papà e non tutti i nonni hanno voglia e sono portati a raccontare favole. Quindi non vi sto dicendo che in tutte le case, in tutte le famiglie, i reduci, gli ex combattenti abbiano avuto voglia di raccontarli. Ma questo comunque è il grado minimo. Sì, ma lo sfondo, ci interessa lo sfondo collettivo, siamo nel primo dopoguerra. È un quadro assolutamente conflittuale. Qual è il senso della guerra appena combattuta e vinta? La cosa elementare parrebbe proprio questo, e vinta. Non è unitario il senso neppure di questo, neanche di questo. Vittoria mutilata, grida Gabriele D'Annunzio, e molto qui anche a Venezia dove siamo, perché a Venezia nella casetta rossa qua attaccato all'Accademia Gabriele D'Annunzio era di casa e da Venezia parte per Fiume. La storia appena vissuta viene inalveandosi sulla storia ancora da compiere. La grande guerra non è finita, ci sono i fratelli minori che hanno visto partire fino ai ragazzi del 99 o addirittura quelli della classe 1900, e i fratelli minori sognavano di andare anche loro a fare la guerra vera invece che i ragazzi a Via Pal come di solito. Fiume nasce anche da questo bisogno a cui non c'è più una guerra esterna che possa dare soluzione di nuovo. Ma come mai? Ma perché? I documenti ci dicono che fu così per molti. Per bei pezzi di giovani uomini e giovani donne Fiume ha funzionato da calamita, ma questo è soltanto uno degli ingredienti di questa zuppa complicatissima che è il 19 e il 20. Non ci mettete troppo presto il fascismo, che fra l'altro non sa ancora chi essere per il momento. Il primo programma del fascismo nel marzo del 19 è un programma sinistrissimo, per esempio repubblicano, per dirla. In una monarchia non è mica poco voler essere repubblicani, poi gli passa, ma per il momento è così. Anche sulla condizione femminile il primo fascismo nel marzo del 19 è molto avanzato. E la Costituzione fiumana pensata dal sindacalista rivoluzionario Alceste de Ambris dal 19 al 20, anche quella è più avanzata della nostra Costituzione repubblicana. Tutti un po' giocavano, un po' affettavano di preparare la rivoluzione. Per mettersi sul mercato delle posizioni politiche bisognava mostrarsi rivoluzionari, e anche il fascismo fa così. Marinetti e gli altri futuristi che vanno a Fiume non pretendono di essere di sinistra, pretendono che la sinistra e la destra siano finite. Già allora, al di là della destra e al di là della sinistra. Quindi posizioni movimentiste e transpolitiche, passare attraverso, ma che partiti? Movimenti. Nulla di nuovo sotto il sole, come vedete. Allora, dentro questo quadro qui, sul cui sfondo c'è la rivoluzione vittoriosa in Russia del 1917, gli ex neutralisti di sinistra mal si adattano a riconoscersi all'interno della vittoria appena raggiunta.
E allora ecco questa situazione strana, la rivoluzione c'è nei paesi vinti, l'Italia è un paese vincitore, ma conati o aspettazioni di rivoluzione ci sono anche da noi, per tutta una serie di ragioni che non costituiscono in questo momento il mio tema, ma vi sto solo dicendo che c'è un groviglio di attese profondamente differenziato nel 19 e nel 20, dentro cui è molto difficile per il racconto della guerra prendere dei segni, prendere dei tratti significativi, ma lo stesso significato della guerra. Perché abbiamo fatto la guerra, si chiedono. Perché? Diciamolo nel modo più schematico, tutti noi abbiamo alle elementari e alle medie inferiori imparato che era la guerra per Trento e Trieste, non è così? E Bolzano? Dov'è Bolzano? Nella nostra memoria scolastica. Eppure l'abbiamo presa. E perché l'abbiamo presa? Cosa c'entra con la liberazione di Trento e Trieste prendere una città e delle valli sicuramente tirolesi e tedesche? Non c'entra niente con l'interventismo liberal democratico, con la quarta guerra dell'indipendenza nazionale che volevano Battisti, Salvemini, Bissolati e qualche altro, magari anche Bonomi che diventa Presidente del Consiglio. Ma c'entra e come con i nazionalisti, che erano pochi ma sempre più forti e che saranno il cuore, il nervo intellettuale del fascismo avanzante, Alfredo Rocco. Quello che farà il codice Rocco è la testa pensante del nazionalismo. Allora, per i nazionalisti prendere Bolzano è semplicemente la metafora del fatto che chi vince prende tutto quello che riesce a prendere. Si è sempre fatto così. Roma ha fatto così e così ha fondato le nazioni. Ci piacerebbe pensare il contrario. Ci piacerebbe pensare che avesse ragione Giuseppe Mazzini, che le nazioni sembra quasi trovarsi in natura, già belle fatte. In realtà, dietro le nazioni neolatine, naturalmente ci sono processi secolari di sedimentazione, e se tu risali il fiume fino alla sorgente, ahimè, trovi una guerra vittoriosa. Naturalmente quello che può essere vero a livello di stati diventa molto più complicato a livello di persone, perché dire come i nazionalisti pensavano e anche dicevano vabbè, in 500 anni i tedeschi non saranno più tedeschi, saranno diventati italiani. Non era una gran soluzione dal punto di vista della vita delle persone, ovviamente. Certo, ma l'individuo non conta per il nazionalismo, così come non conta per il fascismo, non conta per la cultura nazionalfascista, conta lo Stato e l'individuo in quanto stia dentro lo Stato. Allora, pensate, i significati della guerra sono diversi anche semplicemente tra coloro che avevano voluto la guerra. Figuratevi se ci mettiamo dentro anche quelli che non l'avevano voluta, che però erano i liberali di Giolitti, neutralisti liberali, che avevano detto, il loro leader diceva, parecchio lo potremmo avere dall'Austria facendocelo dare perché l'Italia resti fuori. Linea politica che non si è realizzata, ma che serpeggiava in molti liberali. Giolitti aveva comandato per quasi 15 anni. Poi c'erano i liberali cattolici, non uccidere, e soprattutto la simpatia per l'Austria, per Cecco Beppe, la simpatia clerico-intransigente, l'antipatia per lo Stato laico e massonico nato con il Risorgimento senza e contro la Chiesa. C'era questo neutralismo dentro, però aveva perduto nel 14-15, ma non è che il 24 maggio, quando partono i soldati, siano anche trasformati la coscienza, il modo di pensare di milioni e milioni di uomini e di donne. Le cose sono più complicate come trasformazioni di quello che uno pensa dentro. Certo, avere vinto è un bel aiuto per stare dalla parte della guerra, però non è sufficiente. Perché poi c'erano i neutralisti socialisti, quelli che il 20 maggio del 15 si erano trovati gli unici, da soli ormai, a votare contro la guerra. E perciò accusati di avere fatto Caporetto, non era vero, ma il sospetto c'era. E poi c'è nel 17 la rivoluzione russa e nel 19 molti dei socialisti, qualcuno diventa comunista, altri massimalisti possono anche restare del Partito Socialista, però, vi ricordo il famoso canto, e noi faremo come la Russia. La rivoluzione. Come fai a mettere insieme la guerra appena vinta con la rivoluzione proletaria da fare? Un problema.
il fascismo metterà d'accordo tutti, coattivamente, chiaro, coattivamente. E vabbè, ma anche l'entrata in guerra aveva messo d'accordo tutti coattivamente, mica lo fanno solo i fascisti, la coazione. L'avevano fatto anche i liberali. A un certo punto tu sei messo in divisa, dopodiché scatta il codice militare, o ci stai o ci stai. Quei pochi che non ci stanno rischiano quello che rischiano. Allora entriamo nella seconda stagione, in cui si tratta di spiegare e raccontare la Grande Guerra, che è ormai distante a questo punto 5-6 anni, 10 anni, 15 anni. Siamo fra le due guerre nel periodo fascista. Quelli che hanno fatto la guerra a 20 anni, ne hanno 25, 30, 40, hanno ancora un bel po' da campare e da ricordare. Che cosa a questo punto? Ma la loro gioventù primariamente. Il c'era una volta si colora a questo punto con i luminosi colori della gioventù. La gioventù degli individui, la gioventù di una generazione, si invecchia insieme, contano i soggetti collettivi di carattere generazionale. Avere appartenuto, essere nati nello stesso anno, aveva portato negli stessi distretti militari, a partire con gli stessi reparti, ad essere mandati verso le stesse quote, a vivere, essere feriti o morire insieme. Una parola chiave nell'esame di coscienza di Renato Serra. Chiuderò alla fine con un'altra citazione di lui: insieme. Superare l'individualismo facendo queste grandi esperienze collettive. Ecco, il fascismo questo vuole raccontare, che l'Italia ha vissuto insieme una straordinaria avventura collettiva e ha vinto. Beh, è vero, era andata proprio così. Si poteva discutere il significato di questo stare insieme, le ragioni che avevano portato a andare in guerra, il sì o il no, ma una volta cominciati i combattimenti, il popolo italiano aveva tenuto in una guerra lunghissima che nessuno aveva pronosticato così lunga. Aveva sconfitto l'impero asburgico, perché nella guerra europea c'è questa, la guerra nostra, la nostra guerra, frase fatta da allora, è questa, è la guerra, la vecchia guerra risorgimentale. Noi sappiamo, lo dicevo anche prima, non è solo la quarta guerra d'indipendenza, però è anche la quarta guerra d'indipendenza. Quindi avere compiuto il risorgimento, liberato Trento e Trieste e aggiunto anche delle altre cose perché arrivano i nazionalisti, beh, questa è una grande favola collettiva, che è una favola di ubbidienza e di entusiasmi, di passione e di morte. Tutto questo viene raccontato. Come viene raccontato? Io prima vi dicevo c'è anche un racconto individuale e familiare, ma c'è anche il grande racconto collettivo che subito si affida ai monumenti ai caduti, che cominciano ad essere pensati, progettati, costruiti e portati a termine, di solito nel giro di qualche anno, non di qualche mese, anche nei più piccoli comuni d'Italia, ai caduti, accanto e insieme alla grande operazione Milite Ignoto nel novembre del 1921, in cui il popolo, questa è l'idea, questa è la grande favola che viene raccontata nel 21, il popolo italiano fa il monumento a se stesso. Invece che fare i soliti monumenti ai re e ai generali vittoriosi, questa volta c'è l'anonimo, lo sconosciuto, un soldato morto in guerra che non ha nome. Beh, questa è un'invenzione straordinaria, mica solo italiana, c'è anche negli altri paesi. È la popolarizzazione, la democratizzazione, potremmo dire, della guerra, della vita e della morte in guerra. Un'operazione di politica culturale, di politica e memoria straordinaria, che non si deve al fascismo, perché è portata a termine già da Bonomi e Gasparotto.
Bonomi era una specie di succedaneo di Bissolati, che era morto presto. Poteva essere il centro-sinistra al governo, per dirlo con un'etichetta dei nostri tempi. Poteva essere l'interventismo democratico al governo. Così non è stato. L'operazione riesce, questa forma di governo non riesce. Le sinistre vogliono di più e non riescono a tenere neanche questa quarta linea di difesa che sarebbe stato il governo di centrosinistra con un socialdemocratico come Bonomi a Presidente del Consiglio. E sormonterà invece il fascismo non più sotto le mentite spoglie della rivoluzione nazionale, ma sotto le chiarificatrici spoglie della diga antibolscevica e anticomunista. Dopodiché dentro però non pochi fascisti si ricordano di aver voluto essere rivoluzionari, si ricordano di essere stati socialisti, anarchici, qualcheduno persino comunisti, Bombacci, segretario del Partito Comunista d'Italia ed è uno degli uomini di Mussolini fino addirittura alla Repubblica Sociale. A 2 passi da qui, al Teatro La Fenice, Nicola Bombacci ha parlato durante la Repubblica Sociale. Insomma, la storia del fascismo è molto complessa e naturalmente dentro questa complessità complessa è anche il racconto della guerra. Nascono i grandi sacrari. Gran parte dei soldi che sono stati stanziati in questo centenario, per il centenario, serviranno proprio a questo, a restaurare, a fare buona manutenzione di una decina di questi grandi sacrari. Penso che sia una scelta meno discutibile di altre, credo che sia meno effimera che non fare convegni o roba di questo genere, per cui io non mi sentirei di criticarla. Poi naturalmente si possono fare anche altre cose. Non è che di per sé questi sacrari debbano necessariamente piacerci. Che cosa volevano dire verso il 1930 quando vengono progettati e realizzati? Li avete presenti, quello di Asiago, quello di Re di Puglia ed altri. Vogliono rappresentare la maestà dello Stato, la forza. Il cemento armato a questo serve. La grandezza, la grandiosità schiacciante nei confronti di individui che spesso d'altronde sono lì accatastati i loro corpi a decine di migliaia, spesso senza nome, senza più l'aura relativamente personalizzata che ha il mite ignoto, che almeno è una fra quelle salme scelte da Maria Bergamas, la madre del soldato non tornato, che fra l'altro bisogna dire, pensate appunto, la storia non vissuta che per un attimo c'è stato in quel primo dopoguerra. Siamo ancora in monarchia nel 21. Il figlio non tornato dalla guerra di Maria Bergamas, che è quella che sceglie la salma mite tra le altre 10, era stato un repubblicano. Beh, mica scontato in tempo di monarchia. È un gesto di libertà, diciamo. I cimiterini tra guerra e primo dopoguerra probabilmente erano stati più, tra virgolette, belli che non i grandi ossari di cemento. Ma lo Stato fascista esprime la sua autorità sui singoli anche e proprio attraverso queste grandi tombe di massa. Allora, fossero o non fossero belli da vedere, certo è che per decenni le scolaresche sono state indirizzate dai maestri elementari, dagli insegnanti verso questi, e che si parlò di pellegrinaggi. Già il Risorgimento aveva tentato di costruire una religione civile. La Grande Guerra ci riprova. Era molto nelle corde, in modo particolare degli interventisti democratici, la religione civile, la cittadinanza, il sentirsi cittadini, la guerra volontaria, la guerra giusta. Per Battisti era giusta. E Battisti paga di persona, cosa poteva fare di più per dimostrare quanto è vero per lui questo? Ma anche per altri è questo. L'essere giusto della guerra per i nazionalisti era un'altra cosa. Per Salandra e Sonnino
i liberali conservatori che erano al governo tra il 14 e il 15, la guerra non aveva bisogno di tutto questo sovraccarico di ideologie e di cittadinanza, perché il buon cittadino per Saranda, per Sonnino, per Benedetto Croce, è quello che ubbidisce quando il governo dice per di qua, e se il governo dice per di là, il buon cittadino ubbidirà e andrà per di là. Vi ricordo che Cadorna, il generale in capo, fino a poche settimane dall'entrata in guerra, dalla parte in cui entriamo in guerra, lui aveva ancora da realizzare il piano di guerra che era stato quello dell'esercito italiano ai tempi della Triplice Alleanza, che c'era dal 1882, fino a quando l'Italia entra in guerra in modo opposto, per buone ragioni, certo per buone ragioni, ma i tecnici della guerra, cioè i militari, avevano continuato a pensare di dover mandare armate italiane dove? Ma in Alsazia, naturalmente. Pensate un po', non solo contro la Francia e non contro l'Austria e la Germania, ma non nella pianura padana, perché la guerra, il clou della guerra, si sarebbe combattuta dove effettivamente si è combattuta, ma l'hanno combattuta i tedeschi e non gli italiani. Per dire come il meccanismo dell'ordine e dell'obbedienza sia assolutamente decisivo nella realtà del 15-18, cioè nella realtà dell'entrata in guerra, dello stare in guerra, come vedremo l'anno prossimo per l'Italia. E se noi pensiamo soltanto agli interventisti, vediamo solo una fetta della guerra. Già gli interventisti sono profondamente divisi tra di loro, ma il governo non è interventista, realizza l'intervento. Se voi leggete le memorie di Saranda o di Sonnino, non ci trovate mai Battisti, Mussolini, Bissolati, cioè quelli che occuperanno poi la memoria, la piazza, diciamo, la piazza e la stampa che hanno spinto alla guerra. Questi liberali conservatori della destra liberale non avevano mai avuto la piazza dalla propria parte, lo consideravano stranissimo e erano anche leggermente infastiditi di tutto questo star lì a premere, la guerra bisogna farla, perché, per come. La guerra la faremo se sarà il caso, quando diremo noi, per ragioni geopolitiche o per ragioni di materie prime che non avremmo, visto che la flotta inglese domina il Mediterraneo, se ci schierassimo contro l'Inghilterra, e per tutta una serie di altre ragioni. Allora i pellegrinaggi, oppure pensate il dopolavoro, tutta una serie di cose, tutta una serie di infrastrutture, della cultura diffusa fra le due guerre, raccontano, costruiscono e amministrano il grande racconto collettivo della grande guerra. Era stata grande per davvero, fa scomparire le modeste battaglie del Risorgimento. La più sanguinosa, Solferino, beh, intanto è una battaglia più francese che italiana, diciamo San Martino allora, ma non è paragonabile non alle grandi battaglie, ma a uno scontro, un qualunque medio-piccolo scontro della Grande Guerra. Quindi ce n'era da elaborare nella memoria, ce n'era tanto. E allora con il sostegno dello Stato autoritario fascista ci si racconta una guerra giusta e vittoriosa. Non giusta semplicemente perché avevamo liberato Trento e Trieste, ma giusta come azione dell'Italia come grande potenza. Ecco perché si possono rovesciare le alleanze nella Seconda Guerra Mondiale. Perché l'immedesimazione mentale che c'era stata nella Prima Guerra Mondiale, in una guerra contro l'Austria, contro il nemico storico, era un sovrappiù, ma poteva anche non esserci, visto che l'essenziale per Salandra e Sonnino o per Cadorna nel 15-18 e l'essenziale ancora di più per Mussolini nel 39-40 è che l'Italia si dimostri potenza.
e quindi intervenga nel grande gioco della politica in cui si scontrano le potenze. E come si scontrano le potenze? Con la guerra, con le corazzate, con l'aviazione. I motivi ideali, i ricordi del Risorgimento contano poco, non era del tutto vero. Quando il fronte si rovescia nel 43-45, il fronte si rovescia, viene fuori che il nemico storico tedesco in senso lato ancora viene sentito come tale. Non pochi dei resistenti di origine militare, non pochi alpini per esempio, praticano questo tipo di guerra antitedesca, come se fosse il seguito, la continuazione di quello che si è già fatto nell'Ottocento e nella Prima Guerra. Caduto il fascismo, certo che la cultura nazionalfascista viene meno ed anche quel tipo di motivazione della guerra. Allora che cosa succede negli anni, fine anni 40, anni 50, anni 60? Quella versione della guerra è diventata impresentabile. Le generazioni si sono susseguite, si può ancora andare, certo, in pellegrinaggio si va ancora, ma diventa sempre meno educazione civica, sempre più gita scolastica, pur rimanendo in parte ancora politica della memoria. Ma certo senza un sostegno di una cultura nazionale, nazionalista, nazionalfascista, confacente. E allora che cosa sopravvive per 25 o 30 anni, fino alla seconda metà degli anni 60? È lì che voglio portare, dove comincia una diversa stagione. Riaffiorano Trento e Trieste. Riaffiorano Trento e Trieste come guerra giusta perché guerra di liberazione di lembi della penisola italiana rimasti per motivi storici fuori dal Risorgimento nazionale. E se abbiamo preso Bolzano non se ne parla, il meccanismo della memoria si lascia sostituire al meccanismo dell'oblio. Io non ricordo di avere mai chiesto, di non avere mai sentito nessun mio compagno di scuola chiedere al signor maestro perché Bolzano era diventata italiana. Semplicemente questo problema non era all'ordine del giorno. No. Quando perciò sono cominciati nel secondo dopoguerra i tentativi da parte tirolese di liberarsi loro, abbiamo immediatamente sminuito le loro ragioni, le abbiamo derubricate, terrorismo. E Oberdan che cosa era stato? Eppure era stato per generazioni un eroe, un araldo di una liberazione che ai tempi della Triplice non era ancora possibile, ma nel 14-15 Oberdan ridiventa l'avanguardia. Nella seconda metà degli anni 60, e qui devo fare qualche riferimento personale, entra in azione la mia generazione, i giovani storici di allora ripensano in una diversa maniera. Trovano logora la motivazione trento-trentinista e vanno in cerca di nuove motivazioni. Il mio libro dedicato ai vinti di Caporetto è del 67, Pelotone d'esecuzione di Enzo Forcella di Alberto Monticone è del 68. Questi sono i due libri che segnalano subito prima del 68 l'arrivo di una nuova stagione. Caporetto viene utilizzato come un possibile diverso approccio alla guerra. Cioè io che cosa volevo fare? Volevo vedere se Cadorna, Mussolini, Bissolati e gli altri che avevano parlato di rivoluzione alle porte di fronte alla sconfitta di Caporetto avevano detto il vero, avevano detto cose non vere. Ho studiato questo, mi sono convinto che avevano detto cose non vere, cioè che avevano espresso le paure dei governanti di una rivolta dei governati. Evidentemente faceva parte delle difficoltà della classe dirigente liberale, che d'altronde aveva concesso il diritto di voto agli uomini solo nel 12. Prima elezioni politiche a suffragio quasi universale nel 13. Questo non diceva la loro sicurezza di governanti nei confronti dei governati. E nonostante questo, poi gli avevano fatto fare la guerra.
Quindi quando arriva Caporetto, diversi interventisti con Mussolini, no? Ma anche Bissolati, quindi il socialista massimalista passato all'intervento e il socialista riformista passato all'intervento, dicono e la formula è probabilmente di Bissolati, sciopero militare. Ecco, nei paraggi del 68 non avevamo nessuna prevenzione a prendere in positivo e non in negativo questa eventualità. Però lo storico che cercava di farsi largo in me dalle mie matrici letterarie, perché io sono partito dalla letteratura e maneggiavo materiali diaristico-letterari, mi ha fatto capire che no, non c'era la rivoluzione, c'era semmai la stanchezza, che una sconfitta, la sconfitta di Caporetto, sconfitta militare dovuta a cause che gli storici militari intanto ci spiegavano, accentua, ma è soltanto, se vogliamo riassumere una parola d'ordine, casomai è tutti a casa e non la rivoluzione. Tutti a casa naturalmente non è una bella cosa per chi debba tenere insieme uno Stato che è in guerra, ma evidentemente non c'è un contagio che si diffonda dalla seconda armata, che è quella che fa Caporetto, alle altre armate, altrimenti l'esercito italiano non sarebbe assestato alla difesa del Piave, delle Grappa e del Montello e alla fine, un anno dopo, non avrebbe vinto a Vittorio Veneto. Allora a questo punto io mi sono messo a studiare com'è che lo Stato non era caduto a Caporetto ma aveva avuto le ali per volare fino alla vittoria di Vittorio Veneto e quindi successivamente sono andato avanti così. In Plotone d'esecuzione, un eminente storico cattolico, dichiaratamente perché diventa anche senatore democristiano qualche anno dopo, come Alberto Monticone, era stato anche presidente di Azione Cattolica, quindi l'etichetta è giusta nei suoi confronti, aveva finalmente guardato e mandato a guardare le carte dei tribunali militari, studiato quindi come aveva funzionato la repressione giudiziaria e verificato che aveva avuto una parte molto notevole nell'ottenere l'ubbidienza e comunque aveva tirato fuori dagli archivi tutta una serie di diserzioni, automutilazioni, proteste individuali di gruppo, ammutinamenti e processi, eccetera. Il famoso giornalista Enzo Forcella del Giorno, poi di Rai 3, un giornalista importante, ci scrive un saggio dal titolo Elogio della paura. I nostri due libri sono vicinissimi dal punto di vista temporale, ma io non avevo assolutamente voluto elogiare la paura e non ci siamo mai incontrati poi per tutta la vita, tutte le volte che abbiamo fatto qualche cosa insieme con Enzo Forcella, che ha continuato a elogiare la paura anche quando è diventato, persino quando è diventato quello che sono io in questo momento, presidente di un istituto di storia della Resistenza. Lui lo è diventato per l'Istituto della Storia della Resistenza di Roma addirittura. E continuava a elogiare la paura e a ricordare che lui non è diventato una guardia svizzera nel 43-44 semplicemente perché c'era troppa richiesta di diventare guardie svizzere e in Vaticano non l'hanno voluto. Ma che comunque lui non aveva assolutamente fatto la resistenza armata e lui voleva soltanto nascondersi la paura. E questo era il suo atteggiamento. Ecco, credo che nella storiografia che va per la maggiore e negli ultimi, 20-25 anni, ci sia molto più Forcella che Isnenghi, cioè molto più elogio della paura che non attenzione ai salti storici che nella storia si usano a chiamare rivoluzioni. C'è l'elogio della paura, cioè c'è la desistenza. Quello che io e la mia generazione abbiamo imparato come qualche cosa di negativo, cioè la desistenza
rispetto alla resistenza. Piero Calamandrei, credo sia stato lui a coniare questa parola, la desistenza, dicendo che ben presto nel secondo dopoguerra dalla resistenza si passa alla desistenza. Ecco, evidentemente nel 1918 tra Caporetto e Vittorio Veneto non è, secondo me evidentemente, per me evidentemente la chiave buona non è la desistenza, se no mi si dovrebbe spiegare da dove salta fuori Vittorio Veneto. Ma nessuno me lo spiega, perché l'interesse diffuso sembra essere quello di non essere retorici e quindi non parlare mai della vittoria. Non si può pronunziare questa vittoria. Ogni volta che arriva il 4 novembre si inventano nuove formule per dire perché è festa quel giorno, perché è festa? Non è mai festa in ricordo della vittoria, ovviamente la più grande vittoria militare che l'Italia come Stato abbia mai raggiunto. Non ce n'è stata un'altra minimamente paragonabile, no? Forze armate, l'unità, tutto per non dire, tutto al più si dice è l'armistizio. L'armistizio c'è perché l'Austria chiede l'armistizio e rabbiosamente, non potendone fare a meno, dopo aver provato a chiedere al Presidente degli Stati Uniti Wilson per bypassare l'Italia, deve rassegnarsi a chiederlo proprio all'Italia. Non avrebbe voluto assolutamente, perché era il come va a finire di 100 anni di scontro storico, e andava a finire che l'Austria finiva come impero e l'Italia cresceva. Tutto questo può piacerci, non può piacerci, ma come si fa a non vedere che così sono andate le cose? Eppure le politiche della memoria comprendono anche la retorica, magari la retorica dell'antiretorica. È la retorica dell'antiretorica che non ci permette di usare la parola vittoria. Perché? Perché uno è obiettore di coscienza. Vabbè, tu sei obiettore di coscienza e quelli lì invece hanno dovuto combattere e non sono stati obiettori, oppure, che ne so, è anarchico. D'accordo, ma buona parte degli anarchici hanno voluto quella guerra in Italia, non tutti sono schierati contro, per non dire dell'estrema sinistra sindacalista rivoluzionaria. Benito Mussolini non era il direttore dell'Avanti, quotidiano per il socialista, quindi le cose sono molto molto complicate. La situazione dell'oggi, siete già stanchi? Vedo qualche faccia già stanca, non ve l'aspettavate questo? Vabbè, io mi auguro di vedervi tornare anche l'anno prossimo, avete tutto il tempo di riposarvi. Dovrei essere più stanco io, ma insomma comunque io andrei avanti ancora per qualche minuto e tutto il più, se proprio poi vi sembra che abbia detto tutto e anche troppo, ve ne andrete e non mi farete le domande che io invece oso auspicare che ci siano tra un quarto d'ora circa per l'ultima mezz'ora. Questo naturalmente siete liberi, se non ce la fate, non ce l'avete più voglia, ve ne andate, oppure rimane una buona parte di voi, mentre qualcheduno soltanto se ne va. Devo dire che la classe precedente, quella del 2011, le domande le faceva, e tante erano belle, vero Gian Antuono, che quando abbiamo fatto insieme il libro per Donzelli, perché è diventato un libro, pensate, tutte quelle cose, quei 10 incontri sono diventati un libro nel giro di pochi mesi. Gian Antuono, che è lì e che registrava allora, ha passato l'estate a deregistrare, un'estate infame anche per me, perché Donzelli dice dobbiamo uscire prima che l'anniversario sia finito. Una parola, avevamo finito a giugno mi pare gli incontri, quindi l'estate invece che andare a funghi, occuparsi di altre cose più allegre, oppure oltre che fare quello, abbiamo dovuto sbobinare, aggiustare, scrivere, eccetera. E a un certo punto, di fronte alle domande e alle risposte, ci siamo detti, ma queste no, queste sì. E abbiamo pubblicato, pensate come dovevano essere belle le domande e le risposte dei vostri predecessori. Chissà se qualcuno dei presenti si è anche riconosciuto. L'unica cosa che non abbiamo messo sono i nomi, anche perché non li avevamo, solo in alcuni casi mi era capitato di riconoscere chi aveva fatto la domanda. Ecco, adesso con questo intervallino vi siete riposati e posso riprendere e dirvi dove siamo adesso. Adesso, diciamo, ci sono gli eredi di Forcella che parlano della guerra come non senso ed assurdo. La catastrofe e l'Apocalissi. Hanno avuto una sorta di arrivo della cavalleria, cioè l'aiuto della storiografia francese.
dove da 20 anni studiano solo queste cose qui e si litigano moltissimo tra di loro a chi è più attento ai lutti e alle rovine. A me pare che dopo 20 o 30 anni che ci si occupa di monumenti funebri e di vedove e di orfani ne sappiamo abbastanza per poter tornare a una visione complessiva di cui fanno parte i morti. Ovviamente è una guerra, ma anche quelli che allora erano vivi e quello che facevano loro. Io continuo a pensarla così. E quindi se ci sono oggi, consentitemi di non fare i nomi che peraltro sono ovvi per molti dei presenti, se ci sono gli eredi di Enzo Forcella e dell'Elogio della paura, o gli emuli di Annette Becker o di Audouin Rousseau, di Casal, di Rousseau e di altri storici francesi, ci sono niente affatto gli eredi del mio Vinti di Caporetto e forse qualche erede, ma mica tanti. Io credo di essere in minoranza sostanzialmente, posizione in cui peraltro mi trovo benissimo e mi permette di ripristinare in maniera diversa l'atteggiamento che era il mio negli anni 60. In fondo io mi sento tuttora in una posizione di contraddizione e questo credo che acquisca, renda più vigile il mio sguardo, almeno questo è l'ego storia, oggi si fa anche l'ego storia. Dopo che mi ero accorto, vi dicevo prima, che non c'era la rivoluzione, allora dico, mi metto a studiare com'è che l'Italia ha vinto. Io non ero per il non Stato e sarei stato ben volentieri negli anni 60, come tanti altri della mia generazione, a favore di un salto di qualità verso uno Stato migliore dal punto di vista sociale, ma non dal punto di vista del non Stato, cioè di quello che oggi potremmo chiamare l'individualismo di massa, per cui ognuno bada ai fatti suoi. Questo individualismo di massa, oggi lo chiamo così, ma mi sembra un'etichetta corrispondente a un atteggiamento diffusissimo, è oggi l'atteggiamento dei più. Un giudizio di evidente contrarietà. Povero cane, non ne poteva più neanche lui. Va bene. Allora, l'idea di governare appunto l'insieme delle cose è quello che io cercherei di fare e quindi l'itinerario è stato quello. Io nel 77 ho scritto un libro che è uscito in Einaudi, si chiamava Giornali di Trincee, in cui lavoravo sulla propaganda. Cioè, uno degli elementi della ripresa dopo Caporetto è questo, che Cadorna non ci credeva nella propaganda, ma Diaz ha abbastanza per lasciarla quantomeno fare, così come nella politica. Naturalmente non li hanno alimentati solo di parole, è stata anche una questione di pensione, è stata una questione di licenze agricole, di promesse, la terra ai contadini. Queste poi rimarranno parole in gran parte, ma intanto le parole potevano andare bene in quei mesi. Allora ho cominciato a lavorare quindi su quello che in positivo si è fatto per trasformare la visione del soldato e la visione della collettività in grigio-verde. A un certo punto, per portare avanti le cose nei decenni successivi, dove mi sono occupato anche di tanti altri argomenti, ma ho continuato a occuparmi anche della Prima Guerra Mondiale, ho visto che dovevo per forza associarmi a uno storico militare, se no io con i miei intellettuali, i miei documenti di natura culturale o politico-culturale, non potevo fare tutta la strada che era necessario fare. Se Caporetto, avevamo scoperto, non era l'inizio della rivoluzione, ma un fatto militare che si era poi alimentato della stanchezza dei più, ebbene, ci voleva accanto a me lo storico militare che mi spiegasse cosa diavolo era accaduto veramente a Caporetto. Questo storico militare è stato Giorgio Rochat. Con Giorgio Rochat, il maggiore storico militare del nostro paese, abbiamo fatto tante cose insieme che hanno finito per culminare nel nostro libro a 2 firme, uscito nell'anno 2000 e che il Molino sta mandando fuori in questo momento in 5ª edizione. Si chiama La Grande Guerra 1914-1918. A quel punto nessuno di noi due aveva più bisogno
di accumulare titoli accademici, quindi ci siamo divertiti a non distinguere quello che ho scritto io e quello che ha scritto lui. D'altronde i nostri lettori non fanno nessuna fatica ad accorgersi quando si contano cannoni o si parla appunto in chiave militare e quando invece si lavora sul piano della diaristica, eccetera. E così siamo arrivati ai nostri tempi, quando il mito della Grande Guerra, che è questo, vedete il virilismo di Marinetti, è lui che sta in copertina. Ecco, il mito della Grande Guerra continua ad andare in giro, anche perché probabilmente qualcheduno equivocando lo compra pensando che io demistifichi il mito della Grande Guerra. Le cose sono più complicate, perché Pareto ha insegnato ai giovani intellettuali del primo Novecento e a me che li leggevo che i miti sono veri finché c'è qualcheduno, magari milioni di persone, che pensano che siano veri. Non c'è altra verità del mito. Quindi Pareto diceva a Prezzolini, Papini, Jaillet, i miei scrittori, diceva: è inutile che continuate a dirvi filologicamente che le classi non esistono. Ci fosse un Pareto anche oggi. Le classi non esistono più e quindi non può esistere la lotta di classe. E la rivoluzione è un mito, ben inteso. Pareto diceva: attrezzatevi con degli antimiti adeguati alla forza dei miti che vanno per la maggiore o andavano per la maggiore all'inizio del Novecento. Questo mito sarà la guerra. Io ho studiato quindi il mito della Grande Guerra non tanto per demitizzarlo e per dire che non era vero e che avrebbero dovuto non farla. Vabbè, io ho lavorato anche su neutralisti, ho lavorato anche su disertori, ben inteso, si capisce. Però i miti sono le grandi emozioni collettive. Allora, da questo punto di vista, il libro non ha perso, credo, la sua attualità, perché oggi non interessa la storia politica, ma interessano come le emozioni, i sentimenti. Il torto di questi guerraioli o guerristi che fossero è di nutrire grandi emozioni positive a favore addirittura di una guerra. Ecco, questo è intollerabile oggi. Io, quando ci rivedremo all'inizio dell'anno nuovo, ci addentreremo per 3 incontri successivi a inizio d'anno alle soglie, stando subito prima della guerra e l'arrivo della guerra, per vedere perché, nonostante i neutralisti, gli oppositori della guerra fossero moltissimi in Italia, perché tuttavia gli interventisti abbiano prevalso. Quali miti hanno battuto quali altri miti? Il mito dell'internazionale. Pareto lo considerava tale, un mito, però quel mito funzionava alla grande nel 1902, 3, 4, 5, quando Pareto spiegava queste cose ai redattori del Regno, di Leonardo, della Voce, eccetera, eccetera. Poi nel 14 cosa succede? Si squaglia, si sfalda questo mito. E i socialisti tedeschi, che erano il prototipo delle socialdemocrazie per tutta Europa, si schierano a maggioranza, non all'unanimità. C'è Liebknecht, c'è Rosa Luxemburg, e infatti verranno ammazzati. Non è che non ci siano i rivoluzionari. C'è in Francia Jean Jaurès, e infatti viene ammazzato. Ma la grande organizzazione collettiva, quella no, quella non funziona. E diventa una sorta di antimito sbriciolato dal mito vincente, che è invece quello che il proletariato non è contro la propria borghesia, ma alla fin fine sta più con la propria borghesia che non con gli altri proletariati. È così che sono andate le cose, ma perché e per come lo vedremo meglio l'anno prossimo. Oppure, subito, se qualcuno di voi ha ancora voglia di farmi le domande. Mi fermo qui. Certo. È andato via prima il cane, poi qualche altro,
ma vedo che un bel po' di gente è in attesa di qualchedun altro che prenda la parola. Ecco il primo signore qua davanti. Sì, ecco. Io volevo chiederle di riprendere un pensiero che mi sembra di aver capito, ma che le chiederei di riprendere, che lei ha espresso, se non sbaglio, in un'intervista sul Corriere Veneto, a proposito anche della visita che il Papa ha fatto a Re di Puglia e di quello che ha detto in occasione di quella cerimonia in senso antibellicista. E se non sbaglio lei aveva fatto anche un accenno al fatto che specialmente nel Veneto la memoria della Grande Guerra nei paesi, nelle contrade, non ha una connotazione bellicistica. Io preferirei, se possibile, raccogliere qualche domanda per distribuire bene il mio tempo. Ecco, io mi carico tardi. Caro professore, vorrei chiederle, la grande industria, a partire da Agnelli, la grande industria a partire da Agnelli e altri grossi industriali, ha in qualche maniera, specialmente parlando della Fiat e quindi di Agnelli, che nel 1909 aveva avuto dei problemi economici finanziari, hanno influenzato in qualche maniera l'intervento della guerra? Grazie. Io volevo chiederti invece se c'è e che tipo di legame c'è tra la Grande Guerra e la sua memoria e la Resistenza e la liberazione. Se non altro ricordo un piccolo filmato che si chiama Venezia insorge, sulla liberazione di Venezia, che ha come colonna sonora la canzone del Piave. Solo mi riallaccio un po' a quest'ultima domanda, cioè se l'interpretazione della Grande Guerra non debba oggi ai nostri occhi anche subire il condizionamento del fatto che abbiamo avuto la seconda, cioè quello che è avvenuto con la seconda guerra, che in qualche modo è la continuazione della prima, non condizioni fortemente anche il nostro giudizio sulla prima guerra mondiale. Per molti italiani e del resto europei, delle nuove generazioni, la Grande Guerra è ricordata soprattutto nei monumenti ai caduti, che sono molto frequenti nei nostri paesi, frequentissimi, anzi onnipresenti nei villaggi francesi. Guardando le epigrafi, mi sembra che siano di carattere diverso. All'estremo di interventismo c'è il monumento diffuso anche in Francia, alla gloria ottenuta dai nostri caduti. Via di mezzo, molto diffuso in Italia, neutro, ai morti della nostra guerra, del paese e così via. C'è anche in Francia. Io ho visto in 3 paesini francesi, con un sindaco comunista, che sono ancora attivi a volte i sindaci comunisti di piccole comunità che amministrano bene, quindi sono rimasti. Si trattava di sindaci comunisti, hanno affisso un'epigrafe sotto lo stesso monumento dei morti che dice: caduti affinché questo non succeda mai più. La cosa mi ha colpito, francamente mi ha anche commosso. Mi chiedo se anche in Italia da qualche parte qualcuno ha proposto monumenti ai caduti di questo tipo. Allora, scusate, premesso che non sono veneziano ma vivo a Venezia, il sud Italia è tramortito dalla quantità di monumenti ai caduti, che di solito si legano anche a nomi delle strade che sono puntualmente, diciamo, italiani, fra virgolette. Voi veneziani avete una toponomastica molto tipica invece. Perché dopo la guerra si è così insistentemente fatto un'operazione per cui dovevamo diventare tutti Garibaldi e tutti Cesare Battisti?
No, si è sempre discusso tanto sui socialisti, no? Che i socialisti però non erano al governo in alcun paese e c'era stato nell'Ottocento che è passato Napoleone, escluso la guerra tra la Francia e la Prussia del 70, guerre non ce n'erano state. Ecco, qui poi nasce, no, che la Germania, i socialisti tedeschi votano e qui votano a favore della guerra. E qui c'è una tesi non da poco che, ecco, la portano avanti gli interventisti che dicono ma noi possiamo, eravamo contro la guerra, ma possiamo ammettere che se la Francia viene, diciamo, sconfitta dalla Germania, cosa succede? L'unico paese democratico di allora contro i totalitarismi, tutto sommato, austriaci e prussiani, per dire, ecco. L'Inghilterra era un paese liberale, ma comunque ecco, l'unico paese democratico. Dice, qui non si può mica stare a vedere che la Francia possa essere sconfitta. Ecco, c'è un interventismo che viene giustificato, che bisognava, una volta che era successo il patatrac, bisognava intervenire a favore della Francia. È una tesi portata avanti dagli interventisti, diciamo, che prima potevano anche non essere interventisti. Ecco. Mi pare che basti. No. Mi pare che basti. Ci sono... Senti, tu non pensi che... Ha ragione il signore, si è parlato molto dei socialisti, no? L'atteggiamento dei socialisti, soprattutto nella storia italiana, è stato centrale rispetto all'atteggiamento. Non pensi che si sia parlato poco e attraverso a volte degli stereotipi dell'atteggiamento dei cattolici? Cioè i cattolici e la Grande Guerra sia un capitolo in parte ancora da esplorare, da studiare. E mi allaccio, se mi permettete, all'intervento di quel signore che parlava dei monumenti in Francia, dei piccoli monumenti in Francia e in Italia, perché c'è un libro bellissimo che si chiama Les Monuments, che è fatto da uno storico francese, il quale si è messo d'impegno e davanti a un piccolo monumento che aveva 10 caduti ha ricostruito la storia di questi 10 e ha scoperto che ben 3 erano disertori che sono stati fucilati perché avevano cercato di fuggire dal fronte. Bene, vi ringrazio. Sono stati ben 8 interventi, terrò d'occhio l'orologio, non posso farla lunga, sono argomenti molto significativi e penso che questo possa arricchire la relazione. Mi accadrà forse qualche volta di legare l'uno all'altro quando sia possibile. Il primo intervento richiamava un'intervista al Corriere del Veneto dove c'era un riferimento all'inutile strage e partendo da questo poneva la questione se la memoria della guerra nel Veneto possa o non possa considerarsi non bellicista. Ma non so se questo sottintenda la visione del Veneto come regione bianca e cattolica per eccellenza. In realtà questa visione abbastanza vera, come sono abbastanza veri gli stereotipi, è stata abbastanza anche problematizzata. Nel Veneto non c'erano soltanto i bianchi, c'erano stati anche i rossi di qua e di là, nel Trevisano c'erano anche i repubblicani, insomma le radici di atteggiamenti diversi rispetto alla guerra prima e rispetto al racconto della guerra poi potevano esserci anche nella nostra regione, anche se è vero che naturalmente gli ambienti contano e in qualche misura possiamo anche considerare un ambiente quello regionale, tenendo presente che allora non c'erano le regioni in senso istituzionale naturalmente, ma insomma grosso modo. No, piuttosto la questione è che la guerra si è combattuta proprio da queste parti, ma allora dobbiamo parlare delle Venezie forse, integrando il Friuli, la Venezia Giulia, il Trentino, una cosa molto complicata, in parte sono pezzi del Regno d'Italia, in parte si tratta dei territori da liberare o conquistare, di qui le complicazioni quando le truppe italiane avanzano in un territorio
dove si aspetterebbero di essere liberatori e scoprono dei dialetti sloveni, o comunque dei dialetti incomprensibili, oppure scoprono che sono terre perse, rocce, non si capisce bene cosa possono servire. Una qualche crisi politico-psicologica nei soldati semplici viene segnalata nei primi mesi della guerra proprio per questo. Man mano che si esce dal Regno d'Italia e si entra nell'impero asburgico, non si capisce bene, se mai avevano capito bene prima il discorso sulla liberazione di Trento Trieste, ma lo si capisce ancora meno successivamente. Ma è il fondo cattolico, come lo possiamo misurare? Per esempio per vescovi, per esempio sulle lettere dei vescovi al Papa, che sono state pubblicate 20 anni fa circa, quando Gabriele De Rosa, il grande storico cattolico, approfittando del fatto che erano diventate appena allora accessibili le carte dell'archivio segreto del Vaticano, è andato e ha mandato i suoi collaboratori a studiare, a prelevare tutte quelle carte, e poi un sacerdote, Don Antonio Scottà, le ha pubblicate in 3 volumi straordinari, una fonte bellissima di carattere non solo religioso ma sociale, culturale, eccetera. Qui abbiamo tutti i vescovi delle Venezie che scrivono al Papa. Il Papa non risponde personalmente, però risponde al cardinale Gasparri, che era il segretario di Stato, o il suo vice. Qualche volta nel testo originale c'è persino qualche annotazione di pugno di Papa Benedetto, il Benedetto di allora, naturalmente, che è quello delle inutili stragi. E che cosa viene fuori? Tantissime cose che io non posso raccontarvi qui, se no rispondo soltanto al primo intervento e magari solo in parte. Ma insomma, per dirvi, viene fuori intanto che ogni vescovo è fatto alla sua maniera di diverso dall'altro. Contragenerazione. Da dove viene? Come la pensa? Perché anche i vescovi sono persone. Allora, c'è lo sloveno. E guardate il vescovo di Padova. Immaginatevi quanto gliene importa a lui sotto sotto di Caporetto e del fatto che per un po' si possa pensare che si tornerà al confine del 1866. Vabbè, pazienza. Però Padova è Padova, è la capitale, la nuova capitale, è lì che sta il re, è lì che sta Diaz, il comando supremo. Pensate quante Italia nel giro di poche centinaia di metri. Questo non impedisce che il vescovo della prima capitale al fronte, cioè Udine, fino a Caporetto, Udine naturalmente la sede del comando supremo, il vescovo Atanasio Rossi, fosse invece un vescovo patriottico. E proprio per questo mal visto da tutto il clero friulano, anche perché veniva da Milano. Insomma, poi dopo Caporetto lui sostanzialmente scappa, come fanno tanti altri. Sì, ma la linea generale non è questa, la linea generale è: dove è il popolo, lì stanno i pastori. Quindi siccome metà, grosso modo, se ne vanno e metà rimangono, e il vescovo come poteva stare con gli uni e con gli altri? Fatto sta che se ne va. Però basta andare da Udine a Gorizia e trovi il vescovo slavo, sapienza millenaria della Chiesa, che manda naturalmente il vescovo giusto nella sede giusta. Ma quando poi c'è di mezzo una guerra irredentista come questa, un bel problema dal punto di vista dello Stato e dell'esercito, sapere che cattolici sono tutti, sia gli italiani che gli austriaci, ma i loro vescovi possono essere italiani, italianissimi, contro-italiani di stile clerico intransigente, oppure slavi. Che tipo di governo della diocesi può fare ognuno di loro? Beh, il vescovo di Portogruaro vedrà non solo la sede vescovile, ma vedrà se stesso e il suo massimo collaboratore, che era un altro monsignore, suo nipote, attaccati dal popolo nelle giornate della vittoria, perché è considerato un austriacante. A torto o ragione, non ci interessa a noi in questo momento, così è andata. Quindi vedete come si sfrangi in realtà il paesaggio
di come possa essere interessante questa fonte, in cui la guerra veniva messa in forma già mentre ancora era vissuta. Allora, rispondendo anche a una delle altre domande che mi permette di continuare a rispondere alla prima sui cattolici, l'inutile strage è stata nominata. Oggi, che per molti la prima guerra mondiale è soltanto un nonsenso e assurdo, c'è uno straordinario successo postumo di Papa Benedetto. Quel successo che non ebbe sostanzialmente allora con la sua espressione famosa, l'inutile strage, lo ha adesso. Ma non è la linea dei cattolici all'epoca. La linea dei cattolici è quella per cui il generale Cadorna, cattolicissimo, cosa che quelli che pensano che tutti i generali siano assassini non vogliono accettare. Ebbene, un grande atto politico del generale Cadorna alle soglie della guerra è quello di ripristinare i cappellani militari. Fa parte del ritrovarsi dello Stato con la Chiesa, della Chiesa con lo Stato. Ma questa è la linea clerico-moderata che avanza ai danni della linea clerico-intransigente che si ritrae. Ma qualche vescovo è nato clerico-intransigente e lo rimane. Il vescovo di Vicenza, Rodolfi, un grande vescovo dal punto di vista della caratura tecnica, diciamo, dei vescovi, una delle prime cose che fa è chiudere il quotidiano dei cattolici di Vicenza. Perché? Perché ha fatto sempre il clerico intransigente e vuole continuare a farlo. Non è in linea, è fuori. I 3 vecchi fratelli monsignori di Breganze e di Bassano, fratelli Scotton, 3 fratelli monsignori di Scotton che facevano La Riscossa, una rivista clerico intransigente da decenni. Sono vecchi, non vogliono cambiare, sono fedeli a se stessi, alla linea. Spietatamente, potrei dire, con pochissima pietà cristiana, vengono obbligati a chiudere. Sono fuori linea. No? La linea è mettersi d'accordo con lo Stato. Allora dove salta fuori l'inutile strage? Ma quella è una nota di diplomazia segreta che tale doveva restare. Diplomazia segreta, come tutta prima dei bolscevichi era la diplomazia, anche il patto di Londra era segreto, la Triplice era segreta nei suoi veri termini. Invece questa frase icastica, inutile strage, è solo questa, esce fuori. In qualche modo, sapete come succede, dei documenti anche i più riservati, qualcuno viene a conoscere. Il giornaletto della diocesi di Udine fa immediatamente un articolo dal titolo La parola alle trincee. Apriti cielo. La parola alle trincee, che vuol dire la rivoluzione cristiana contro la guerra? Piacerebbe crederlo oggi, ma non piaceva affatto allora, né allo Stato ovviamente, né all'esercito e neppure alla Chiesa, per cui fanno a gara a chi lo chiude prima quel giornale e a chi mette sotto, quindi viene chiuso immediatamente, arriva prima il Papa e subito sotto processo il direttore e il prete che aveva scritto il pezzo. Poveri, non avevano capito bene o avevano capito tutto. Va a saperlo. La grande industria e la guerra. Non arriverei a dire che la grande industria, il capitalismo, spinga perché la guerra ci sia. Diciamo che la sfrutta quando c'è, così come era avvenuto nel 1911-12 con la guerra coloniale, con la guerra di Libia. Sarebbe schematico, marxismo d'accatto, dire che le 2 guerre siano fortemente volute, imposte dal capitalismo, eccetera, eccetera. La Fiat vende armamenti alla Francia alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il capitalismo in senso apolitico, diciamo, ma pienamente motivabile sul piano invece strettamente economico. Quello che possiamo dire è che la grande industria si è certamente avvantaggiata, non di quella guerra, di una guerra. Sulla linea dei nazionalisti, sulla linea dei futuristi, che propagandavano non la guerra che poi c'è stata davvero, ma una guerra, ma anche Boine, il critico letterario Boine, l'uomo d'ordine d'Ancien Régime, dice ma la lotta di classe ha rovinato tutto, qui non basta la caserma, la rieducazione forzata della leva, ci vuole una bella guerra, ma lui non auspicava certo la guerra contro la sua beneamata Germania, la spina dorsale dell'Europa d'ordine.
quelli sono robe da repubblicani, da socialisti riformisti. Mi riallaccio quindi all'intervento sulla la Francia come bene o perlomeno la Francia come meno normale. Certo che sì, per i socialdemocratici come Bissolati, buttato fuori dal Partito Socialista nel 12 da Mussolini, pensate ai paradossi della storia, il leader della giovane sinistra a Reggio Emilia nel Congresso Nazionale, è tra quelli che buttano fuori Bissolati, che è andato addirittura a parlare col re. I difensori di Bissolati dicono vabbè, ma non si è messo il vestito buono, ha tenuto il vestito di tutti i giorni. Non basta a salvare Bissolati dalle ire della maggioranza del partito, viene buttato fuori con Bonomi e sarà il primo ministro socialista, ma ministro socialista fuori del Partito Socialista, Bissolati, senza portafoglio, per non esagerare. Bonomi arriverà ad essere, vi dicevo prima, anche Presidente del Consiglio. Quindi certamente sì. Per la Francia c'è una visione come di un paese, certamente del paese repubblicano, non ce n'è mica tanti di repubbliche, più democratico e parlamentare, insomma, senza esagerazioni. Comunque Jaurès viene ammazzato alle soglie della guerra da un nazionalista, sì, d'accordo, come Pallante a suo tempo. È facile poi gettare la colpa sui singoli, in realtà sono anche i contesti che armano la mano dei singoli. Comunque c'è una sorellanza, come qualcuno ironicamente dice allora, latina, che distingue la Francia dagli altri. I nipoti di Garibaldi, 5 addirittura, vanno a combattere per la Francia e in Francia quando l'Italia non è ancora in guerra, tanto ci credono nella guerra delle democrazie contro gli imperi centrali, autoritari. E 2 muoiono, fanno sul serio la legione garibaldina. Di nuovo è la visione dell'Avo, che non sia solo una questione italiana, Trento, Trieste limitatamente, ma una visione di democrazia europea. Tra Caporetto e Vittorio Veneto la guerra si trasforma anche per questo, che i liberal democratici o i socialisti riformisti o i repubblicani italiani valorizzano il fatto che non c'è soltanto la liberazione di Trento e Trieste, ci sono tutti i vari risorgimenti slavi da fare. Esattamente come Trento e Trieste, così anche gli altri slavi sottomessi all'impero asburgico possono e a questo punto vogliono fare il proprio risorgimento, come nel 1848. Come diceva Gottardi, l'inno del Piave, oppure Fratelli d'Italia, i canti della Grande Guerra e i canti del Risorgimento ridiventano buoni ed espressivi nella seconda parte della Seconda Guerra Mondiale, cioè tra il 1943 e il 1945 nella Resistenza, in quella variante interna alla Resistenza che è la guerra di liberazione nazionale, naturalmente. Non andava bene per la guerra civile, non andava bene per la guerra sociale, ma andava bene, come ve lo dicevo prima, guerra contro il tedesco. Detto questo, quel film è non poco retorico, ma la retorica fa parte dei momenti aurorali della storia e fa parte dei racconti di questi momenti aurorali e quindi non ce ne scandalizziamo. Per quanto riguarda i monumenti, è molto interessante il riferimento ai 3 paesi francesi. Ci sono state cose di questo genere nel primo dopoguerra. Il racconto del primissimo dopoguerra in Italia è anche antiracconto, voglio dire racconto proletario, tentativo di racconto contro, tentativo di uomini contro, o di villaggi contro e di lapidi contro. Mi ricordo lo studio di una lapide di Magrè. C'era un circolo operaio vicino a Schio, a Magrè, e questa lapide viene pensata, incisa e messa a dimora dai socialisti di Magrè, ma immediatamente diventa il bersaglio dei fascisti di Magrè e si sviluppa una tipica lotta sui monumenti che riguarda anche le epigrafi e i piccoli monumenti. Naturalmente là dove non arrivano gli squadristi, che arrivano di solito, arriva il prefetto. Cioè un racconto mette radici là dove può mettere radici.
Ci vuole una geografia confacente, ci vuole una geografia politico-culturale confacente. È chiaro che certi racconti contro non hanno avuto il tempo di svilupparsi in Italia, mentre altrove sì. Un certo pacifismo ha potuto diffondersi e mettere forti radici nella Francia, sì certo, ma sono radici che daranno anche dei frutti negativi all'altezza della Seconda Guerra Mondiale, come il grande storico Bloch mostrerà. Cioè, la strana disfatta non è frutto soltanto dell'odio per il fronte popolare delle destre, ma anche frutto di un pacifismo che aveva messo radici di massa, mentre non aveva potuto mettere da noi. Sono le complicazioni del vivere insieme. La nomenclatura viaria dopo la guerra, dopo ogni grande avvenimento della storia si cambiano i nomi, quello è il momento. C'è qualcheduno che, secondo me, fuori tempo e fuori luogo, dice oggi che bisognerebbe eliminare Piazzale Cadorna e tutti i riferimenti viari al generale individuato come se fosse stato più cattivo degli altri, era un generale simile a quelli della sua generazione, non più cattivo e non più buono. I codici militari prevedevano la fucilazione. L'Italia era un paese più giovane degli altri e ha fucilato un po' di più degli altri, purtroppo è andata così, ma si possono di questo individuare le motivazioni senza pensare alla cattiveria dei singoli. Quindi io sono contrario a cambiare nomi alle vie fuori tempo e fuori luogo. Il 25 luglio del 1943 è il momento in cui si distruggono i simboli fascisti. A Torino, io ho insegnato per qualche anno a Torino, allora lì mi spiegavano, facendomi vedere un certo ponte, che siccome l'aveva fatto costruire Napoleone, quando poi Napoleone perde, i nemici di Napoleone hanno pensato di distruggere il ponte, poi ci hanno rinunciato. Evidentemente sarebbe come se a Venezia avessimo dovuto buttare giù il ponte del Littorio. È chiaro che in tempi di cambiamento radicale ci siamo accontentati di cambiargli nome. Non poteva più chiamarsi Ponte del Littorio, si chiamerà d'ora in avanti Ponte a Libertà. I più nostalgici naturalmente con un risolino ti ricorderanno per un po' di anni della Libertà, in realtà del Littorio. D'accordo? È ciò che accade agli edifici che vivono più delle vite dei singoli. La nomenclatura viaria è parte del racconto in cui veniamo invitati a vivere. Per esempio, dopo il Risorgimento, i tradizionalisti e i conservatori o gli ostili al Risorgimento, che non hanno il coraggio di dirlo apertamente, non vogliono Calle Larga 22 marzo, per modo di dire, o altri nomi, vorrebbero avere la 15ª Calle del Piovan, o un'altra Calle del Pistore, il Pestria, avanti così. Perché? Perché il folklore locale. A Venezia si è salvato molto di più che dalle altre parti, insomma, qualche nome nuovo è venuto anche lì. Anche qui, insomma, i nomi complessivamente si cambiano al momento buono. Dopodiché, uno per uno, si possono mettere innovando nei momenti di normalità. Io non so se dimentico qualcheduno delle domande. I cattolici, sì, non posso ignorare il nostro Presidente, anche se sono le 7:30, quindi chiuderò dando risposta al Presidente Zuccon. I cattolici, qualche cosa peraltro ho già detto e vorrei richiamarlo. Sì, credo che il rapporto con la guerra dei cattolici vada ricostruita anche qui articolando e distinguendo. Non ci sono soltanto gli apocalittici tipo gesuiti di civiltà cattolica che sostanzialmente dicono ve la siete voluta, rivolgendosi all'universo mondo, avete peccato, adesso è arrivata la guerra, pentitevi. Questo è, non ironizzo, è esattamente il senso di civiltà cattolica, che però dà il là a tutta una serie di ecclesiastici acculturati, perché è la rivista più colta che la Chiesa Cattolica sappia esprimere. Non è intonata alla storia d'Italia in quel momento. I gesuiti in quel momento sono arretrati e reazionari. E infatti proprio il padre Rosa viene scelto come allenatore da Giovanni Papini,
che in quel momento sta cambiando idea. Erano 15 anni che cambiava idea ogni 6 mesi. A quel punto gli resta soltanto di tornare al sacro fonte battesimale e ritornare credente. Questa sarà la volta buona. Uscirà subito dopo la guerra la storia di Cristo, che sarà un grande bestseller, e da allora Papini non cambierà più. Ecco, anche questa è storia del rapporto dei cattolici, ma Papini era quello che sulla Cerba tra il 14 e il 15 aveva inneggiato all'arrivo della guerra: caldo, bagno di sangue nero, rossa svinatura, magnifica innaffiatura, il bagno, il sacrificio maltusiano di cui il mondo aveva assolutamente bisogno. Poi si pente, chissà, forse perché non ha potuto fare la guerra, si sente tagliato fuori, era mezzo cieco, non può combattere. Insomma, io credo che dobbiamo dare molto rilievo ai cappellani militari, sono 1000 all'inizio, arrivano a diventare 2000, come un segno dei tempi, cioè il segno della convergenza tra Stato e Chiesa. Ecco. E dopodiché l'inutile strage, oppure il fatto che vengano chiusi certi giornali, ci fa vedere che non è facile neanche per la Chiesa rimobilitare il proprio esercito, l'esercito cristiano, come non era stato facile per Cadorna rimobilitare in senso opposto l'esercito in senso stretto. Ma a questo punto avete tutto il diritto di essere stanchi e forse comincio a esserlo anch'io. Grazie.